Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla presentazione del libro Tra i fauni corre voce di Francesco Mollica. Sarà un pomeriggio dedicato alla scoperta di questo testo assieme al suo autore. Si tratta di un viaggio che parte dai filosofi antichi per passare alla mitologia e alle avventure di Achille. Il tutto però in una chiave inedita ed affascinante che ci strapperà anche qualche sorriso e che sono sicura attirerà la curiosità di tutti quanti voi. Voglio innanzitutto ringraziare coloro che ci ospitano e quindi la Casa della Musica di Cervignano, grazie di averci accolto in questa bellissima struttura. Ringrazio poi l'assessore del comune di Cervignano del Friuli, Marco Cogatto, in rappresentanza del sindaco di tutta quanta l'amministrazione comunale. E poi un ringraziamento e un saluto a tutti quanti voi che siete qui presenti, grazie di essere venuti qui ad ascoltare la presentazione di questo bellissimo libro. Io vorrei ora dare la parola proprio all'assessore Marco Cogatto. Grazie, possiamo anche accoglierlo con un applauso, io intanto preparo. Sembra ci sia un piccolo problema tecnico, l'ho spento. Un attimino solo, assessore. Prova a parlare un po' alta voce. Va bene così, va bene. Grazie. Il mio sarà solo un breve saluto, mi fa piacere vedervi, mi fa piacere ritornare qui a presentare dopo tanti anni trascorsi come assessore alla cultura a fare diverse iniziative. Ricordo che sono già oltre 10 anni che la Casa Musica è stata inaugurata, quindi fa notevole attività in ambito culturale, letterario, con presentazioni di libri, eccetera. E mi fa anche piacere vedere Francesco in questa veste, perché io, come dire, ho letto un attimo l'introduzione che gentilmente mi ha mandato, del rapporto di saluti chiaramente del sindaco, dell'amministrazione di Mauro, tra l'altro un momento un po' così frizzante nella fidenia cervignanese per quanto riguarda il momento politico elettorale. Ci tenevo però a essere presente, anche perché ovviamente nella mia veste ho la possibilità di essere, non essendo candidato, per quanto riguarda anche il tempo che ci ha reso distanti e reso uniti, perché da molti anni che ci conosciamo, caro Francesco, e quindi si uniscono anche le tue passioni della mitologia, della cultura, della filosofia, anche la politica, perché anche in questa veste ci siamo conosciuti tanti anni fa, e un filo rosso ci ha sempre unito e nel tempo ho avuto anche il piacere di trovarti come cittadino cosciente della scelta di vivere a Cervignano, e quindi della tua vita, che ho avuto modo di leggere brevemente, vita tra sud e nord, tra Trieste e la Sicilia e la Calabria, c'è un posto anche per Cervignano, un posto che tu hai eletto come luogo del cuore. E quindi come luogo del cuore, come cittadino del Cervignano, mi sento, come consigliere, mi sento di ringraziarti per questa scelta, per il tuo lavoro che anche ci onora e quindi anche arricchisce la comunità del tuo contributo letterario, filosofo, scherzoso, però insomma comunque credo che sia stato uno sforzo e anche la volontà di mettere i tuoi sentimenti, le tue passioni e la tua cultura a disposizione della comunità. Io ti ringrazio di questo, ringrazio tutti voi per essere presenti e vi auguro una piacevole serata come sono stato sempre. Grazie, assessore. E allora continuiamo a parlare di questo bellissimo libro, Tra i fauni corre voce, è edito da Gruppo Albatros Il Filo ed è stato pubblicato pochi mesi fa, a marzo 2022. La collana a cui appartiene è intitolata Nuove Voci ed è una selezione di libri di nuovi scrittori italiani, autori emergenti dall'indiscusso talento. Non c'è bisogno che ve lo presenti, e qui accanto a me lui è l'autore di Tra i fauni corre voce, è Francesco Mollica, facciamogli un applauso. Questo è un applauso basato sulla fiducia. Aspettate, niente applausi. Grazie a tutti per essere qui presenti, grazie a tutti per essere così numerosi, veramente grazie. Raccontiamo qualcosa di Francesco Mollica prima di raccontare il libro. È nato ad Apico, in provincia di Reggio Calabria. A 10 anni si trasferisce con la sua famiglia a Reggio, dove frequenta le scuole medie e superiori. Completa poi la sua formazione scolastica all'Università di Messina, dove si laurea con il massimo dei voti con una tesi di filosofia.
A 22 anni si trasferisce per lavoro a Trieste, a 44 anni si trasferisce a Roma, dove gli viene conferita l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica al merito del lavoro. Dopo 22 anni fa ritorno nella nostra regione, in Friuli Venezia Giulia, a Cervignano, dove risiede tuttora. Signor Francesco, lei ha passato una vita nel profondo sud, una parte nel profondo sud, poi al centro, poi nel profondo nord. Che cosa le ha regalato dunque? La sua Calabria, Roma e il Friuli Venezia Giulia. La mia Calabria mi ha regalato una fanciullezza felice, una giovinezza spensierata, vissuta fino in fondo con gli amici della pelle. Mi ha regalato un amore per la vita e della vita. E le facciamo un applauso perché abbiamo la signora Quando parlo di quelli di emozione. Che bello, posso dire che bello. Non è una cosa rara, Dicevo, cosa mi può chiamare di più la Calabria? Roma, diciamo prima il Friuli, e l'intermezzo, Calabria, Friuli. Il Friuli mi ha fatto avviare nel mondo del lavoro, mi ha accolto in maniera ospitale al massimo, mi ha dato la casa, mi ha dato il secondo amore della vita, e non in ordine di valutazione di classifica, ma perché naturalmente era la seconda che è mia figlia, e mi ha dato tanti amici che mi onorano nella loro presenza. Cosa mi poteva dare di più il Friuli? Roma. Roma mi ha dato il mondo, perché a Roma, abitare a Roma e stare veramente al centro del mondo. Ho avuto la fortuna di avere qualche successo, chiamiamolo così, in campo del lavoro, qualche soddisfazione più che successo nel campo lavorativo. Ho avuto la possibilità, la fortuna di conoscere tantissima gente, ma proprio tantissima. Non so elencarli tutti, ma uomini politici, ma di altissimo livello, anche il Presidente della Repubblica, uomini dello spettacolo o donne dello spettacolo, del giornalismo, della politica. Roma è bellissima. Mi ha dato poi, per uno che ama i classici, è il massimo possibile poter abitare a Roma, perché lì in ogni istante, ogni passo che fai, dovunque ti guardi, ovunque volgi lo sguardo, vedi qualche cosa che poi è sempre nuovo, è sempre affascinante. Questo fondamentalmente mi hanno dato i posti che mi hanno ospitato, e mi sono trovato bene dappertutto. Un arricchimento in ogni luogo dove lei è stato, questo è molto bello. E l'arricchimento l'ho scritto lì, la Calabria e la tenacia, il Friuli e la cultura del lavoro, Trieste e l'accettazione di ogni università, di ogni modo di pensare. Di conseguenza Roma è il se può fare, come dicono, il se può fare. Questi sono gli arricchimenti praticamente che mi hanno un po' completato. Signor Francesco, noi abbiamo capito che per lei è molto importante la famiglia, ha già accennato questo aspetto, e adesso infatti vorrei che si proiettasse un video molto importante di una persona speciale. Lei è Domenica Mollica e adesso ascoltiamo le sue parole che sono dedicate a lei. Che dirvi, non avrei mai immaginato che mio cugino avesse questa vena, anche se avrei dovuto saperlo in realtà perché è figlio d'arte. Una vena artistica scorre nel sangue di tutta la sua famiglia. Quindi un plauso grande perché è riuscito a rendere fruibili anche
ricordare, da rileggere e da memorizzare, perché no? Bravo Franco. Abbiamo sentito delle parole molto belle, abbiamo capito che sono le parole di sua cugina, Domenica Mollica. Ecco, che rapporto ha con lei? È un rapporto molto d'affetto. Lei è un po' la sorella che non avevamo. Purtroppo, quando è nata, è stato segnato ha subito la peggiore perdita, la più dolorosa perdita che possa subire un bambino, un adulto, una persona. Di conseguenza, suo papà era il fratello di mio padre, mia madre l'ha praticamente cresciuta, è stata la nostra sorellina aggiunta. E quindi è un legame molto importante quello che lei ha con la sua famiglia, e voglio raccontare che la sua passione per le opere classiche nasce dalle lunghe serate aspromontane che lei ha trascorso con il nonno e il papà. Ci descrive una di quelle serate? E non erano solo il nonno e il papà, era tutta la famiglia allargata non nel senso che si usa oggi, ma tutti i parenti, che praticamente dove c'era, per esempio dove c'era una casa accogliente e una casa comoda, larga, calda, veniva frequentato moltissimo durante soprattutto le serate d'inverno. Dopo, come adesso si usa dire in prima serata, le nostre prime serate erano fatte e dopo cena si rimaneva in cucina, perché la cucina era la zona più calda, c'era il focolare dove si cucinava, che rimaneva acceso, e c'era il braciere dove si mettevano le brace e tutti intorno ci sedevamo noi, tutti, e lì ogni sera era una storia diversa. C'era il nonno che era un poeta, e ha scritto anche un libretto intitolato La Leopardiana Musa, il suo idolo era Leopardi e lui declamava i suoi versi. Poi c'era mio papà che era appassionato di mitologia e declamava anche la sua Iliade. Dovevamo sopportarli perché quella volta non solo non c'era il televisore, ma manco il telecomando, ma manco il televisore. Lei considera che il nonno era chiamato l'italiano perché parlava sempre in italiano, non ha mai parlato in dialetto, e lì si commentavano anche le notizie perché lui era l'unico del paese ad essere abbonato a un giornale, me lo ricordo ancora, si chiamava Il Giornale d'Italia, che penso che adesso non pubblichino più, che arrivava di conseguenza con John dello Tardo, però le notizie erano sempre fresche perché se uno non le conosce è sempre fresco, e lì tutte le sere dopo cena si rimaneva seduti intorno a questo focolare, come adesso si rimane seduto davanti al televisore, ma quelle erano scene di vita vera e non erano fiction. Diciamo che internet c'entra poco qui, vero? Non ci sono i nuovi media in questi casi, ma tanti importanti rapporti umani che sono cresciuti negli anni. Cominciamo quindi a descrivere un po' questo libro Tra i fauni corre voce. Io vorrei, come prima domanda, proprio chiederle da dove nasce l'ispirazione per la scrittura di questo testo. L'ispirazione nasce per evitare la disperazione. Perché la disperazione? E perché nasce in un determinato periodo, nel periodo più brutto che abbiamo vissuto negli ultimi anni, nel mese di aprile del 2020, il pieno lockdown, quando eravamo costretti a rimanere chiusi in casa. Ci arrivavano quelle notizie che entravano in casa attraverso le televisioni, non entravano solo in casa, ma entravano nel cuore, nella testa, nell'animo. Mi riferisco a quelle scene che non penso nessuno di noi vorrebbe più vedere, di quei camion militari, per carità. Di conseguenza poi l'incertezza del domani, che diventava ogni giorno più incerto perché nessuno sapeva come si poteva uscire o se saremmo usciti. Di conseguenza, per evitare tutto questo, ho pensato, alla fine non sopportavo più di stare in casa, e ho pensato che dovevo evadere letteralmente, uscire da casa e partire a fare un lungo viaggio. E vabbè, ma se era proibito uscire, come fare a fare il lungo viaggio?
Mi sono ricordato che io, durante la mia attività lavorativa, ho lavorato per la più grande azienda del trasporto italiano. Di conseguenza, mettendo un po' a frutto la mia esperienza, ho capito che un sistema c'era per poter fare un viaggio. C'era un sistema e c'era un mezzo di trasporto, il più antico del mondo, il più ecologico, perché non c'ha bisogno di propellenti, carburanti, energia, più si usa e più si autoricarica, è il più comodo di tutti, non c'ha limiti di temporali, di spazio, tempo, dimensione, c'ha un vantaggio incredibile che è gratis ed è alla portata di tutti, o quasi tutti, sempre, la fantasia. Ci sono saltato su perché passavo in quel momento e sono partito a fare questo viaggio incredibile, solamente che per la fretta di salirci ho dimenticato sia il cellulare sia la videocamera, non ho potuto fare le riprese e fare un reportage fotografico. Io so che ci vuole leggere anche qualche cosa in merito a questo periodo così difficile che le ha portato poi a queste importanti ispirazioni. Mi fa piacere leggervi anche per descrivere poi fondamentalmente lo stato d'animo, perché lo stato d'animo di un momento si può cogliere solo in quel momento. E in quei momenti là ho scritto un paio di cose, non sono pubblicato su questo libro, però giusto per descrivervi, qualcuno ha detto che sono poesie. Io non so se sono poesie, però la poesia ha la stessa valenza di una macchina fotografica. La macchina fotografica fissa un frammento di vita, fissa per sempre su un pezzo di carta con uno schianto. La poesia fissa sulla carta un momento dell'animo, la sensazione che si prova in quel momento. Ed è vero, vi giuro. Io ho scritto una cosa, ho cominciato a scrivere una cosa un pomeriggio, poi per tantissimi motivi ho lasciato perdere e l'ho ripreso il giorno dopo. L'ho mandato a un mio caro amico, questo dopo la vedetta mi chiama e mi dice: Francesco, ma com'è? L'hai scritta con due stati d'animo diversi. Io non me ne ero accorto, lui sì. Di conseguenza si possono cogliere anche queste cose qua. Perciò io penso che è meglio che scrivere, che leggervi quello che ho vissuto in quel momento. Non è possibile descriverlo diversamente. Questa è la parte conclusiva di uno scritto che si chiama Quaresima in quarantena, perché quella quarantena l'abbiamo fatta proprio durante una quaresima, se ben ricordate. Non ve la leggo tutta perché è lunga, vi leggo solo la parte finale che è proprio fotografato stato là. Poi un giorno all'improvviso, senza un cenno né preavviso, è scoppiata sulla terra questa immane e monta guerra. E sul campo di battaglia, senza bombe né mitraglia, è caduta troppa gente, tanto popolo innocente. Troppi amici abbiamo perduto senza un abbraccio né un saluto, e senza un canto di consoli sono andati via da soli. Questa è la parte finale della prima. La seconda. Troppe le lacrime versate per quelle persone tanto amate che anzitempo ci ha lasciato senza lo straccio di un commiato, senza lo straccio di un saluto. Tutto sembrava perduto. Troppe le lacrime versate in quelle interminabili giornate trascorse al chiuso di una stanza con la fede e la speranza minate dai sibili delle sirene che squassavano cuore e bene. Troppe le lacrime versate rimpiangendo le ore passate assieme ai nostri cari, amici, parenti, familiari che da troppo tempo non vedevamo e solo per telefono sentivamo. Troppe le lacrime versate nelle lunghissime videochiamate che procuravano notti insonni a madri, padri e nonni che disertavano i propri letti per stare vicini ai propri affetti. Troppe le lacrime versate, le abbiamo già tutte consumate. Ma tra le pieghe di una ruga l'ultima lacrima non si asciuga. Sembra un diamante incastonato sul viso da troppe lacrime soltate.
questo è lo stato d'animo, e per evitare che questo stato d'animo si trasformasse in qualche cosa di peggio, ho fatto il piano. Adesso le voglio fare un sorriso perché abbiamo un suo amico che ha delle parole, le riserva proprio a lei, si chiama Maurizio Giuliani. Facciamo partire il video. E perché questi video? Diciamo il perché. Queste sono persone a me carissime, sono quelle persone che io stasera insieme a mia moglie, a mia figlia, a voi tutti avrei voluto che fossero qui. Per ovvi motivi non ci possono essere, hanno mandato questi contributi e mi fa piacere condividerli con voi. Sentiamo quindi le parole. Sì, fate pure l'applauso, che è sempre ben gradito. Non abbiate paura di esprimere il vostro consenso. Allora, io posso far partire, ma poi non lo vedo. È meglio far arrivare la ragazza che ci dà una mano il video numero 2. No, Francesco, voglio iniziare con un pensiero che purtroppo non è mio, ma che voglio fare io perché così. Dai poco, se dai di tutti, ma se doni che sei, non dai di tutti. Non del poeta, il profeta Gibran Khalil, però con questo pensiero di altri ti voglio ringraziare per il dono che hai fatto a tutti noi. Eh sì, perché ci hai fatto un grande, in particolare a me, rendendomi partecipe del concedimento, della gestazione, della nascita delle creature. Oggi siamo in attesa, e come avete detto Corono, non è sempre tutto. È un peccato di debito di fogli in cassetto. Però adesso voglio pensare che questi stessi sollecitati a renderli pubblici forse hanno contribuito a non tenere più nascosta questa creatura. Fortunatamente chi ci circonda nella quotidianità della vita e conosce la tua cultura, la tua economia sottile, la tua fantasia, riuscire a conoscere. Queste caratteristiche le ho chiaramente ritrovate nella tua vita. Ma per me vedere queste cose è stato facile. Perché questo sei tu. Dopo aver sperimentato per tanti anni tuo valore come collega, la tua realtà come amico, la tua sottile sana ironia, avrei conosciuto Francesco anche da te. Questa opera è la tua felicità. Ah, un'ultima cosa. Ho provato a immaginare come erano vestiti dopo di me. Non sono riuscito a togliere in questo, e questo non ci ha cercato. Ma ora, ma in momento è successo. Il nostro Maurizio, il suo amico Maurizio Giuliani, parole molto belle, che cosa può dire? Che parole vuole dedicare al suo amico? Non si sente? Purtroppo. È tutto lì? Cosa? Il sonoro. E adesso chiediamo, è possibile alzare il volume del... perché questo effettivamente si è sentito molto poco, l'ho registrato. Sì, comunque se si può alzare ancora il volume del... Grazie per questo penso che sia. Filosofia e poesia non sono i poli opposti. Forse un po' Grazie. Mi ha chiesto cosa ho... Sì, che parole vuole dedicare al suo amico? Le stesse che gli ho scritto sulla dedica del libro. Conoscerti è stato un privilegio, lavorare con te è un piacere, averti come amico un grande onore. È una persona di un'onestà intellettuale eccezionale, un amico. E
è bello avere accanto. Cominciamo ad addentrarci quindi nei contenuti di questo libro, partendo dalla prefazione di Pamela Michelis, che racconta come Tra i fauni correvoce sia l'esempio perfetto di come si possa essere apparentemente e piacevolmente irriverenti, finendo per dar vita ad un libro gustoso in cui la tradizione letteraria si veste di un abito nuovo, appassionante. Nella sua opera, continua Michelis, il nostro autore racchiude due grandi passioni all'interno di una terza: filosofia e mitologia, valorizzate da una scrittura arguta e appassionante. Pamela Michelis sottolinea come a condurre il gioco sia la voglia di non prendersi sul serio e di decidere di parlare attraverso rime scanzonate, satiriche e persino sarcastiche, di fatti ed eventi direttamente presi dai manuali più importanti di storia della filosofia o di quelli altrettanto più corposi di una letteratura per molti sinonimo di vecchio o poco interessante. Michelis parla di capacità scrittoria dedicata alla piacevolezza, al sapiente intrattenimento e alla gioia di capire, scoprire e conoscere sempre con il sorriso. Insomma, parole veramente molto belle. Che effetto le hanno fatto? Dopo averle lette ho pensato, ma che libro ha letto? Dico, forse sì, c'è il mio nome, c'è il titolo, però poi leggendo, quando ho letto che dice che a condurre il gioco e il non prendermi sul serio, ho capito che ero io. Comunque, ovviamente, fa sempre piacere avere i complimenti, ma in questo caso io non conosco la professoressa. La professoressa è un editor della casa editrice. La casa editrice ha mandato la bozza a lei, che è una docente di scienze della comunicazione all'Università di Viterbo, che io non ho mai conosciuto. Di conseguenza il sentire quelle cose dette non dal fratello, dall'amico, dal cugino, perché quando giudica un amico, un cugino, un fratello, c'è sempre una giacca di affetto che aiuta al giudizio, mentre quando il giudizio viene dato da una persona che non si conosce, ovviamente fa tanto piacere. Parole a mio avviso, ma questo è il mio parere, davvero meritate. Allora, i contenuti del libro. Il libro si divide in 3 sezioni che vengono introdotte e chiuse da componimenti illustrativi del percorso che ci accingiamo ad intraprendere. La prima parte si intitola Filosofando, con sottotitolo Appunti di uno studente parecchio irriverente. La seconda è L'Olimpo in versi, con sottotitolo Dei miti come li ho capiti. E la terza è Achilliade, con sottotitolo La presunta storia di Ligirone col problema del tallone. Ricordo che il nostro autore ha scritto tutto il libro in versi e posso testimoniare personalmente l'assoluta semplicità di lettura nonostante la complessità degli argomenti. A mio avviso un talento indiscutibile quello del nostro autore Francesco Mollica. Ma come mai ha avuto l'idea di scriverlo in versi? Non è stata un'idea, è un obbligo contrattuale, o quasi, ma non della casa editrice. Quando io ho intrapreso questo viaggio, e dato che non avevo, vi ho detto, non avevo né la macchina fotografica né la videocamera, come potevo fare a fare un reportage? Fare il reportage tracciando i profili di alcuni filosofi, fare le biografie di loro. Se si vuole se si vuole scrivere in questo modo è impossibile. E ho dovuto ovviamente chiedere la liberatoria uno per uno. I filosofi mi hanno chiesto, con Eraclito sono stato un po' distante, perché Eraclito aveva una brutta cosa, perché dopo che non si lavava mai, aveva uno sgradevole, era sgradevole stargli vicino. Lui l'acqua, in vita sua, volontariamente l'ha utilizzata una sola volta, quando l'ha usata come metafora. Perché quando dice tutto scorre non si riferisce al fiume, ovviamente, ma è il tempo. Di conseguenza, lui l'acqua l'ha usata solamente per
I filosofi ovviamente mi hanno chiesto che taglio volevo dare alle loro biografie, gli ho detto un taglio un po' sull'irreverente, un po' sul sarcastico, un po' sul... Loro che sono uomini di mondo, sono uomini di mondo, hanno capito che poteva essere una cosa interessante, ma in realtà perché no? Potrebbe essere un modo per invogliare gli studenti ad avvicinarsi, perché uno si incuriosisce leggendo una cosa del genere e poi magari vuole approfondire. Gli dei, che sono uomini dell'altro mondo, esseri dell'altro mondo, non ho avuto bisogno di contattarli uno per uno. Mi sono subito messo d'accordo con Giove e ho detto, visto che sei il capo, me la dai tu sta letteratura? Lui che è uomo d'altro mondo mi ha detto, ma certamente, poi a Cioccone, a volte. E mentre lì erano tutti raccolti, direi che Marte si avvicina a fare, Marte è sempre particolare, mi ha detto, mi dai un'anticipazione della biografia che farai di me? Mi descriverai come un supereroe, come un Superman, come... Gli ho detto, non ci penso proprio. Dice, e allora come mi vuoi descrivere? Gli ho detto come sbruffone, come bullo, attacca brighe. Ecco, vedi, come supereroe ti potrei, come si dice, ti potrei fare un profilo solamente su un campo. Sul campo dei tuoi rapporti amorosi, lì saresti un flash. Lui mi ha guardato e mi ha detto, allora questa mia autorizzazione non l'avrai mai. Giove gli ha detto, aspetta un attimo, perché io ho preso già un impegno e mica me lo posso... Adesso, come possiamo uscire dalla questione? Ci ho pensato un attimo e ha detto, possiamo uscire così. Ho risolto già la cosa. Le biografie degli umani sono scritte in prosa. Noi che siamo dei, da loro siamo diversi, le devi scrivere tutti quanti in versi. Se di non potersela fare, mi dispiace, ci devo rinunciare. Io che sono tosto, ci ho provato ed ecco il risultato, direi adesso. Allora. Visto e considerato che avevo questo obbligo contrattuale con Giove, non potevo scrivere i filosofi in un modo, gli gironi in un altro e i dei, perciò tutto in verso. Non è stato secondo me semplicissimo, quindi bisogna veramente riconoscere la bravura di questo nostro grande autore. Cominciamo con la prima parte del libro, Filosofando, che è dedicata ai filosofi antichi. E proprio perché è dedicata ai filosofi, io vorrei proiettare il video di suo fratello Giovanni Mollica, che è un professore di filosofia al liceo classico da poco in pensione. Ancora lavora nell'ambito della filosofia ed è molto conosciuto. Ha scritto l'introduzione, la traduzione chiara e scorrevole, le note, le parole chiave e la bibliografia essenziale di Sulla libertà di John Stuart Mill, edito Bonpiani. E questo suo lavoro è stato recensito in modo importante e ha soppiantato i maggiori esperti della tematica. E adesso ho qualcosa da dire a lei. L'ho recensito anche con Roda Waugias. Complimenti. Filosofia e poesia non sono i poli opposti della vita della mente. Sono produzioni della vita spirituale fra loro intimamente connesse. Martin Heidegger, filosofo di essere tempo, uno dei più originali e influenti pensatori del XX secolo, che al tema del rapporto filosofia-poesia ha dedicato una particolare attenzione e riflessioni molto importanti, notava che il fare poesia e il pensare sono come ceppi di uno stesso albero, vicinissimi fra loro e accomunati dalla capacità di illuminare l'essere e di evocare l'originario. Tuttavia non sono molti coloro che sono stati capaci di trasporre in versi il pensiero filosofico, il pensiero dei filosofi.
Ci sono riusciti Parmenide, il fondatore della scuola eleatica, che all'inizio della storia della filosofia occidentale ha esposto in versi la propria concezione dell'essere della verità. Ed è riuscito a farlo anche Lucrezio, il poeta latino, che nel poema del Rerum Natura ha esposto il pensiero, la filosofia epicurea. Sono stati capaci di mettere assieme, di combinare filosofia e poesia, scherzosamente, scherzando, ma con molta serietà, anche Umberto Eco e Francesco Mollica. Umberto Eco, da giovane, nel lontano 1958, ha pubblicato Filosofi di libertà, un piccolo manuale di storia del pensiero filosofico in rima, in versi. Ha usato però uno pseudonimo, forse per paura di compromettersi la futura carriera. Lo pseudonimo era Daedalus, nome del protagonista di un celebre racconto di James Joyce. Combinare e mettere insieme filosofia e poesia è stato anche capace Francesco Mollica, che in filosofando, a punti di uno studente parecchio irriverente, che costituisce la prima parte del volume Tra i fauni corre voce per le edizioni Albatros, è riuscito a presentare una rassegna, una galleria gustosissima, divertente e per la verità anche molto irriverente, rassegna di appunto di filosofi, di pensatori. La rassegna rivela due grandi passioni, quella per la poesia e quella per la filosofia, appunto, e anche, bisogna riconoscerlo, un limite che la rassegna è circoscritta alla filosofia antica. Però, conoscendo le doti creative e l'indole vulcanica, alle mie spalle forse non si vede, ma c'è l'Etna, non è un caso, possiamo essere certi che a breve nella rassegna di Filosofando entreranno anche i filosofi moderni e contemporanei. Giovanni Mollica, suo fratello, le ha dedicato veramente delle belle parole. Il mio fratello. Ma insomma ha detto delle cose che sinceramente io non ho certamente la preparazione di suo fratello, però è proprio vero che non è così semplice riuscire a tradurre in versi la filosofia e magari riuscire anche a strappare un sorriso. Quindi cosa pensa lei di questo? Ringrazio mio fratello per il suo contributo, ma di mio fratello, più che adesso dire cosa penso delle sue parole, vorrei dire che con mio fratello siamo legatissimi. Noi da ragazzi le combinavamo di tutti i colori, proprio di tutti i colori, ed eravamo più che fratelli, più che amici, eravamo complici in tutto quello che facevamo. Figuratevi che quando ci beccavano uno dei due, se beccavano quello sbagliato e le prendeva quello sbagliato, quello che le prendeva non diceva non sono stato io, le prendeva perché il prenderle e non essendo colpevole voleva dire che anche quella volta ce l'avevamo fatta prendere. Di conseguenza questo è che voglio riportare a mio fratello, l'affetto, la complicità, l'amicizia, tutto quello che si vede di un fratello. Complimenti per i tanti valori che la sua famiglia ha e ha comunicato a lei, e quindi complimenti vivissimi. Poi torneremo a parlare di suo fratello più avanti, però adesso io vorrei invece parlare di lei e chiederle se lei è stato uno studente parecchio riverente come
assolutamente no, ero uno studente che non era irriverente, ma nemmeno studente studioso, devo dire la verità, perché non mi piaceva studiare. Io durante la gioventù preferivo fare altro, cose che probabilmente danno più soddisfazione dello studio, almeno al momento, però avevo una fortuna, che ho una memoria visiva eccezionale, o avevo. Io in classe ero concentrato sul professore, tutto quello che diceva il professore io lo immagazzinavo, ma veramente bene, solamente se mi interessava. E di conseguenza quello poi mi aiutava durante gli esami, durante le interrogazioni, eccetera, eccetera, a non andare male, anzi andare bene. Tant'è che i miei genitori, vedendomi che non studiavo, mi dicevano tutti i punti sui voti del trimestre, perché quella volta era un trimestre precedente. Vedrai che al prossimo i voti erano circa come quelli di prima, di conseguenza io continuavo tranquillamente, mi subivo la romanzina, lo lasciavo perdere. Però io ho avuto la fortuna di avere dei professori eccezionali e che mi hanno dato tanto. Io non sono bravo nelle materie scientifiche e forse perché nelle materie scientifiche un professore, non ho idea, ma un professore che spiega le materie scientifiche le spiega quasi esattamente come sono descritte sul libro, senza aggiungere né animo, né patema, né coinvolgimento. Di conseguenza penso che per questo non sono riuscito a eccellere anche nelle materie scientifiche. Diciamo che leggendo il suo libro si può capire molto bene che lei ha una conoscenza molto approfondita della filosofia, riuscendo anche a descrivere i filosofi in pochi versi e andando proprio a raccontarli veramente in modo incredibile. Possiamo dire che li ha presi ogni tanto anche un po' in giro? No, per carità, in giro no, non si possono prendere in giro i fautori del pensiero del pensiero occidentale. Questi sono i creatori della nostra civiltà, non si possono prendere in giro. È un modo come un altro per renderli più simpatici, però lui ce l'ha mai fatto, non è la legge del contrappasso, lo studente che si vuole vendicare di quello che l'ha fatto soffrire, assolutamente no. È stato un modo come un altro per passare qualche ora sorridendo, trovando un modo di dire delle cose anche scherzose su personaggi molto seri e probabilmente anche perché, come dicevo prima, se qualche ragazzo legge qualche cosa di questo, poi magari si incuriosisce, va a leggersi e approfondire quello che dice Aristotele, quello che dice Socrate, quello che dice Platone, eccetera, eccetera. Quale filosofo le è rimasto più impresso? Socrate. Quello che le è rimasto proprio nel cuore? Nel cuore, Socrate è il massimo, ma non perché, come state pensando voi, perché è l'emblema della filosofia. No, io questi qua li ho conosciuti uno per uno. Vi dicevo, io non ho conosciuto volutamente tutti i personaggi che descrivo, Plutone, perché Plutone, essendo dio degli inferi, è meglio starci alla larga. E li ho conosciuti uno per uno. Un giorno ero al seguito di Socrate, perché io ho vissuto insieme a loro durante quel periodo, e lui era circondato da un stormo di studenti che chiedevano perché facevano tante domande. Io a un certo punto non so perché, non so per come gli ho fatto anch'io una domanda. Maestro, cosa pensi della donna e del matrimonio? In quel momento che ho fatto la domanda volevo mordermi la lingua, dico ma chi me l'ha fatta fare? Questo adesso attacca con, e tu conosci te stesso, e tu conosci la persona che vai a sposare, e tu conosci come la pensa lei, e tu conosci come vorresti, perché lui a ogni domanda rispondeva con una marea di domande. Però quello forse è stata l'unica volta che non ha risposto con una domanda. Si è girato, pacatamente mi ha detto: le donne, perciò le mogli, si dividono in due categorie: le brave donne, le brave mogli,
e le donne cattive e le cattive mogli. Chi ha la fortuna di sposare una brava moglie diventerà felice. Chi ha la sfortuna di sposare una cattiva moglie diventerà filosofo. In quel momento, mi scusi, sicuramente se c'è qualche filosofo fra di voi è l'eccezione che conferma la regola. In quel momento dall'angolo appare tutta scapigliata, ornante, sua moglie. Che gridava cratino, cratino, cratino. Io dico, ma non è un termine greco cratino, che vuol dire? Poi ho capito che è il diminutivo, so cratino. Però lui non lo diceva in modo affettuoso, lo diceva cratino, e qualcuno di quelli, sicuramente non Platone, perché Platone, ma sicuramente qualcuno dei seguaci, avrà scritto che invece che cratino ha scritto cretino, probabilmente, e da lì poi sei sempre a perdere tempo, sei sempre a bighellonare, sei sempre a fare domande, a fare pettegolezzi, eccetera, eccetera. Quando ti chiedo una cosa io devo aspettare le calende greche, sapete tutti che le calende greche non ci sono. Socrate imperturbabile si gira verso me, mi guarda e mi dice: se tra voi uomini del futuro io sono considerato un grande filosofo, un motivo ci sarà. Nell'epilogo lei scrive che la filosofia fa aprire la mente e liberare ogni pensiero, ma poi dice che c'è una risposta divertente attribuita a tal studente. La filosofia è la scienza con la quale e senza la quale si rimane tale quale. È davvero così? Sì, è davvero così, anche se in contrapposizione, perché una cosa la dico io, quella che la filosofia fa aprire ogni pensiero. Travanut qui ama dire che la filosofia costruisce mondi, è vero per chi segue le lezioni di filosofia, e costruisce mondi, perciò libera tutto, non c'è niente di più bello di poter pensare liberamente, eccetera, eccetera. L'altra non è mia, io l'ho riportata perché è giusto riportare anche i pareri opposti. A lei la filosofia che cosa ha insegnato? Di pensare. Mi ha insegnato di pensare. Mi ha insegnato mi ha stimolato la mia curiosità, ha stimolato voler conoscere sempre cose nuove. E faccio mia una frase latina che poi era il motto di Kant. Sapere fare. Abbi il coraggio di scoprire, abbi il coraggio di pensare, abbi il coraggio di conoscere. Ci vuole coraggio, però bisogna conoscere, altrimenti rimaniamo nell'oscurità. Lei ha citato Kant, un filosofo di tempi sicuramente più moderni. Ecco, allora io qui ritornerei al video di suo fratello dove dice che il limite della sua opera è il fatto che lei abbia parlato soltanto di filosofi antichi. È un po' uno stimolo che suo fratello le vuole dare a continuare a scrivere anche su filosofi moderni della nostra anche contemporaneità magari. Ecco, lei che cosa ne pensa? Vuole deludere suo fratello o invece pensa che prima o poi lo farà? Io mio fratello non lo vorrei deludere, però non mi posso spingere tanto oltre, perché se no va a finire che mi revocano la laurea in filosofia. Non mi serve più a niente, però fondamentalmente è un titolo comunque, anche se si carta. Non deludiamo mio fratello. No, infatti. Claudio. Dov'è Claudio? Claudio, le ultime lezioni di Travanut, aiutami, mi pare che ha parlato di Kant, Fichte, Schelling. Le ultime non c'ero. Vabbè, scusami, comunque mi pare che scusami, pensavo, dato che sei frequentatore, allora, le ultime non c'ero. Mi pare che ha parlato di Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Proviamoci, però chiedo scusa a tutti perché non è semplice andare a scrivere cose su
su dei personaggi simili, anche perché, come diceva mio fratello, come diceva prima di mio fratello Eco, scherzare si va con serietà. Di conseguenza, dato che io proprio ieri, per rompere la tensione dell'incontro di oggi, dell'attesa di oggi, ho detto: ma perché non provo a vedere se riesco a non deludere mio fratello? E ho scritto queste cavolate. Critica della ragion pura. Già a leggerla è molto dura. Critica della ragion pratica. Perché non mi sono scritto a matematica? La cosa in sé, la cosa per sé, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, e poi quel categorico imperativo che proprio non digerio. E con la testa in confusione, perché non capivo la lezione, ho chiesto, alzandomi ho chiesto: può rispiegarmelo, professore? Ancora? Lo sto ripetendo da 2 ore. E adesso basta. L'imperativo categorico, disse risoluto, è: fai silenzio e rimettiti seduto. Kant, come qualsiasi studente impreparato, da Gottlob Ernst Schulze fu bocciato. Schulze, detto anche Enesidemo, disse Kant: non mi freghi, non sono mica scemo, le tue speculazioni sono piene di contraddizioni, a priori, forme pure, categorie, sono tutte emerite fesserie. Kant, in seguito da Fichte, fu rivalutato. Fichte che spiegò che il noumeno non può essere spiegato. Proprio quel Fichte che è sul punto di morte accusò la sua consorte dicendole con astio più che profondo: vergognati, hai sottratto un genio al mondo. Johann Fichte era proprio troppo modesto, perciò sorvolo su tutto il resto. Però mi preme dire che i suoi seguaci furono Schopenhauer, Schelling, altri di cui non so fare lo spelling, e un tedesco molto tosto, nato a Stoccarda il 27 agosto, una vera pietra miliare del moderno filosofare, massimo esponente dell'idealismo che coniugò al realismo. Disse: ricordate che la realtà non è una somma di cose, ma è la totalità. Tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. Per capire il suo assoluto, le meningi mi sono spremuto. Me le sono spremute più di un limone. Hegel di Travanutte la passione. Questa l'ho scritta ieri, perciò perdonatemi se ci sono delle cavolate. Ora vorrei leggere il commento di suo cugino, che è anche un poeta e musicista, Giovanni Favasuli. I miti greci, in ogni tempo fonte inesauribile di ispirazione, sono i protagonisti del libro del professor Francesco Mollica, Tra i fauni corre voce. Premetto che ogni qualvolta mi imbatto con loro, non so perché, ma la mia mente automaticamente mi riporta Pierpaolo Pasolini e Carl Gustav Jung. Del primo mi sovvengono le opere, il linguaggio poetico, cinematografico e teatrale, con cui lui, rispolverando quel mondo, a volte ricercava modelli di lettura, parallelismi con il nostro tempo. Mutuava in definitiva da quel contesto mitico, arcaico, la trama su cui innestare i miti non meno feroci della nostra quotidianità. E giù terrificanti visioni di pratiche che si scarmigliavano i capelli e poi, con le unghie delle mani, si rigavano a sangue il viso. Immagini che mi facevano accapponare la pelle. Del secondo mi sovviene la psicologia analitica da lui ideata, dove gli dei e gli eroi della mitologia greca rappresentano modelli e stili di comportamento psicologico, archetipi universali in cui vizi, virtù e passioni ritroviamo nelle inconsce espressioni della nostra psiche. Fortunatamente Tra i fauni
corre voce, nulla di drammatico, di complicato, di oscuro, di spaventevole, tutt'altro. La rivisitazione del professor Mollica di quel mondo, infatti, altro scopo non ha se non quello di fare sorridere il lettore, regalandogli sprazzi di un Olimpo giocoso e godereccio. È un libro dalla piacevolissima lettura dove gli dei, assumendo spesso sembianze umane, commettono le stesse nefandezze e usano le stesse furbizie e gli stessi sotterfugi degli uomini. Concludo sottolineando che, essendo io mezzo musicista e mezzo poeta, concordo perfettamente con quanto affermato dalla stenditrice della prefazione, professoressa Pamela Michelis. Le rime e le allitterazioni in questo caso rendono la lettura particolarmente musicale, aggiungendo quel quid che ci fa pensare ad un libro musicale oltre che poetico. Dalle parole, davvero, suo cugino le ha riservato veramente delle parole molto belle. Ringrazio anche lui. Lui è il colpevole principale della nascita di questo libretto, perché io scrivevo queste cose, facevo dei filmati, mia figlia lo può confermare, un amico mio in fondo lo può confermare, e poi per passare insieme un po' di tempo li mandavo. E questo mio cugino mi ha cominciato a tempestare di telefonate, di messaggi, non tenere tutto questo ben dei idee nel cassetto, non stare e tante altre cose. Lui è molto modesto perché si definisce mezzo musicista e mezzo poeta, non è vero, è un artista a tutto tondo. Ha scritto diversi libri di poesie, ha scritto diverse canzoni, suona e ha suonato, ha fatto tournée con cantanti di primo livello nazionale, non li sto a citare, e addirittura figuratevi che la Regione Calabria, l'ente parco del Parco Nazionale dell'Aspromonte, ha presentato ha presentato all'UNESCO la domanda per far inserire il parco dell'Aspromonte fra i parchi geografici che sono patrimonio dell'UNESCO. In questa documentazione era completata con un suo video, con una sua canzone. Di conseguenza non penso che sia un mezzo poeta, è un poeta, è un musicista, è un artista. E allora cominciamo a parlare della seconda parte del libro, L'Olimpo in versi. Nel prologo lei ci tiene a dire che ha voluto raccontare il loro vivere, i loro fare, i vizi e le passioni. Che quadro ne è uscito? È un quadro bellissimo. Sono un po'... vivono la vita come tutti noi. Hanno momenti di convivialità. Chi legge il libro vedrà che c'è addirittura un festival fra gli dei. Sapete che Apollo e Pan erano rivali come musicisti e si sfilano. C'è uno dei tanti compleanni di Giove, e fanno una vita così come fa qualsiasi persona come noi. A me ha colpito la sua capacità di rendere moderni questi miti, contestualizzandoli nel nostro presente, dalla prima femminista della storia, Minerva, al primo caso di fecondazione assistita, Marte, al primo stalker della storia, Apollo. Ce n'è per tutti. Quanto si è divertito! Anche il primo stacanovista, sì, era Mercurio, primo e unico della lista, perché chi ha ispirato quell'aggettivo si dice che fosse un lavativo, perciò anche Mercurio. Ma quanto si è divertito a raccontarlo di questi dei? E mi sono divertito perché avevo bisogno di rasserenarmi, di sorridere. E ce l'ha fatta molto bene, direi, anche per noi. E diciamo che questi dei ci raccontano un po' le debolezze dell'uomo, vero? Sì, di lei da qualche parte c'è scritto, forse nella Bibbia, non sono un esperto del settore, che gli uomini
umani sono fatti a immagine e somiglianza di Dio. Secondo me è l'esatto contrario. Secondo me qualsiasi divinità è fatta a immagine e somiglianza dell'uomo, con i limiti della fantasia dell'uomo. Perché fino a che l'uomo non riesce ad avere non riesce a capire determinate cose, per esempio gli antichi secondo me non avevano l'idea dell'eternità. I loro dei non sono come il nostro Dio che è eterno. Loro nascevano, ognuno di loro ha una data di nascita, c'ha un padre e una madre, ognuno di loro ha dei vizi come ce li abbiamo noi. E così andando avanti penso che tutte le divinità siano fatte a immagine e somiglianza nostra. L'unico che secondo me non è fatto a immagine e somiglianza nostra è proprio quello che si è fatto uomo. Cito per dirla come il mio Giuliani, un pensiero non mio. Dice, vado a memoria perché non trovo il foglio, mi scusatemi se non allora bene. È inumano pur sempre il dolore di chi rantolando senza rancore con la sua ultima voce perdona chi lo uccide tra le braccia di una croce. Sono parole di De André, sono mie. Del grande De André, che sicuramente non può essere additato come il più cristiano dei cristiani. Questo Dio, Gesù, è l'unico che non è fatto a nostra immagine e somiglianza, perché l'inumanità del suo amore e del suo perdono vuol dire che non hanno niente di umano. E purtroppo, aggiungo io, nemmeno noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Scusatemi l'inciso serio, in mezzo a tante cose. Grande spazio anche a Romolo Remo e alla Fondazione di Roma. Le è stata riconosciuta una grande capacità di scrivere tutti i dialoghi in romanesco e non credo sia stato semplice, anche se il risultato poi è veramente ottimo. E diciamo che non è stato semplice, però io amo le sfide. E ho pensato che parlare di Roma senza metterci dentro uno dei suoi connotati e caratteristiche fondamentali, come la lingua parlata a Roma, il dialetto romanesco, non si poteva sopportare, come dicono i romani. E di conseguenza ho pensato che Romolo e Remo, mentre pensavano o agivano per costruire la loro città, parlassero in dialetto romanesco. C'è un commento anche, vero? Che voglio leggerle. Poi dopo ne ha un altro lei. Volevo leggerne un commento che ha scritto un signore che si chiama Maurizio. Ho riletto Roma. Riletto perché lui non dice ho letto 3 volte. Riletto 3 volte. È meraviglioso come hai trovato parole e rime, ma ancora di più è perfetto il dialetto. È una delle più belle che hai scritto, anche se il coefficiente di difficoltà deve essere stato enorme. Non so come sia stato possibile per un calabrese scrivere in un romanesco pressoché perfetto come hai fatto tu. Complimenti, Maurizio. Grazie Maurizio. Ce n'è anche un altro di commenti. E questo è un signore che io non conosco, si chiama Stefano Natalini, ha girato un video, lui ha letto il libro che gli ha regalato una persona, lui ha letto il libro, ha letto Roma e dopo si è messo davanti a un video e ha letto questa poesia per divulgarla fra i suoi amici. E qualcuno dei suoi amici che mi conosce me l'ha fatta avere. Avrei voluto proiettarla, però visto che c'è un sottofondo musicale molto marcato, per evitare problemi con SIA, eccetera, eccetera, ho preferito no, però mi fa piacere leggervi quello che lui scrive nell'incipit. Non conosco questo signore, ve lo assicuro. Scrive questo video, vi descrivo il video. Il video mostra questo romano del Roma
Mi dicono che almeno da 12 generazioni i suoi vivevano a Roma. È assorto ad ascoltare stornelli romani. Quando si riprende, dice, vi leggo testuale le parole che scrive lui. Mentre ascoltavo il grande Alvaro Amici, che è questo cantante che canta gli stornelli, riesumavo le mie rimembranze della nostra Roma, perché Roma, i romani, la dicono in maniera particolare. E quale meglio cosa di vedere un poemetto, lui dice bellissimo, che descrive la nascita del Roma, scritto da un non romano, ma scritto bene, un certo signor Mollica, che ha descritto precisamente l'inizio di 3000 anni di storia, una cosa veramente delicata che vi voglio riproporre a voi. E lì poi declama la poesia che non possiamo purtroppo per questioni, perché mi sarebbe piaciuto farvela sentire, ma visto che c'è la musica non possiamo. E allora siamo arrivati alla terza parte del libro. Per introdurla però vorrei proiettare un video e sono sicura qui che la farò un po' commuovere perché è il video di suo papà. Prima di proiettare il video tranquillizziamo, è l'ultima parte. È l'ultima parte, stiamo arrivando verso la fine del nostro bellissimo racconto. Possiamo proiettare? Provi di nuovo. Ciao Franco, un saluto a te e a tutti i presenti. Dio dell'arco d'argento, tu che Cristo protegge la vigilia e di te le possenti imperatore, il Dio dei modi, sono quelle già rotture ormai, i fiori di villanti, di giovenchi tazzoni capelli, questo voto va da dentro. Piangono i greci il mio pianto. Era il suo papà. E il mio papà. E ancora recita passi dell'Iliade a memoria. L'ho detto, non c'è il verso di telecomando, eccetera, eccetera. È stato un piacere enorme quando l'ho ricevuto. Assolutamente sì, ed è stato un piacere anche per noi ascoltare le sue parole. Io innanzitutto vorrei cominciare il racconto di questa terza parte del libro con un piccolo aneddoto. Abbiamo qui anche la figlia di nostro Francesco Mollica, perché il nostro autore ha dovuto scriverla 2 volte la Iliade, perché la prima volta è completamente scomparsa scrivendola al computer sul tablet. A un certo punto è scomparso tutto, un qualcosa di terribile. Lo scrivevo sul tablet perché a casa abbiamo un computer, perché mia figlia, che era in quel periodo a casa nostra per il lockdown, facevano didattica a distanza, lezione a distanza, il computer è giusto che lo utilizzasse lei, e io scrivevo sul tablet, però il tablet, vi giuro, non state a provare a scrivere su quei cosi là che scrive tutto quello che vuole lui, non quello che volete voi. Poi a un certo punto, dopo averlo finito, ho fatto il gesto, ce l'ho fatta, ho cambiato l'ultima parola, mi dice vuoi salvare? Io ho detto no. No, che momento terribile. Arrabbiato nero, avrei sbattuto tutta mia figlia. Che succede? E lì si è messa in contatto direttamente, anche è riuscita ad arrivare ai tecnici della Microsoft in America per vedere se c'era la possibilità di riprendere qualche cosa. Quelli dopo 3-4 giorni di lavoro gli hanno detto ci dispiace, non c'è niente da fare. Però dato che io sono uno di quelli tenaci, tosti, eccetera, mi ha detto, ho detto lo devo riscrivere. Lei non si è scoraggiato e ha continuato il suo percorso, è felice di non aver mollato naturalmente. Certo, perché poi il risultato è un risultato eccellente, bellissimo, tra l'altro la mia parte preferita, mi sono divertita veramente tanto a leggerla. Anche in questo caso infatti non è mancata la sua irriverenza e la sua tagliente lettura dei personaggi. Qual è la parte che le è piaciuta di più e che ha descritto con maggiore attenzione? Diciamo che la parte che non posso dire che c'è una parte che mi è piaciuta di più, perché tutto quello che ho scritto fondamentalmente, venendo fuori da me, non posso, l'avrei cancellato se non mi fosse piaciuta.
conseguenza è nella sua totalità. Ci sono sicuramente delle cose che avrei potuto e voluto far meglio, però se non escono, non escono. I due personaggi, Ettore e Achille, come ne esce Ettore da questo libro? Ettore è l'eroe umano, l'eroe che combatte per difendere casa, famiglia, patria. Di conseguenza e combatte solo con le sue forze. E lancia un messaggio. Il messaggio è questo. E dovremmo tutti noi prendere e fare nostro questo messaggio. Ettore combatte, viene sconfitto, muore, però pur sconfitto e morendo non è un perdente. Ettore nelle nostre, ecco, il fatto che io ne parli così a voi, che parli di lui così a voi, vuol dire che lui è ancora presente nelle nostre immagini. Un perdente non sarebbe stato presente, non so se ho preso l'idea. Anche se si viene sconfitti, anche se si muore, c'è modo e modo di essere sconfitti e di morire, e Ettore è uno di quelli che non è un perdente. Muore con onore, possiamo dirlo. Invece Achille non ne esce proprio benissimo. Ma non è colpa mia. Era così. Perché il titolo Ligirone con il problema del tallone? Perché, allora, io la guerra di Troia, giusto per continuare il gioco che abbiamo portato avanti fino adesso, io la guerra di Troia Giove non mi ha consentito di stare lì vicino al capo, mi ha detto troppo pericoloso, dice noi, ecco, un riferimento che adesso, riagganciandomi a prima, un'altra cosa degli dei, Giove, pur essendo il padre degli dei, il capo dell'Olimpo, eccetera, eccetera, non aveva potere su tutto, lui non poteva incidere sul fato, il destino era superiore a lui, di conseguenza lui non poteva cambiare il destino di una persona o un'altra. Lui amministrava un po' come fa il primo ministro nostro. Lui aveva tutti questi idee che ognuno di loro aveva come un ministero, chi della guerra, chi del lavoro, chi dei trasporti tipo Mercurio, eccetera. Però ognuno lui poteva dare le indicazioni, infatti, ma non lo seguivano tanto. Lui infatti, per chi è esperto del settore, sa che lui ai suoi re ha detto non state immischiati nella guerra di Troia, fateli combattere e non immischiate. E invece non è vero, perché Minerva pasticciava per Achille, eccetera, eccetera. Di conseguenza il Giove mi ha detto io non ti posso garantire l'incolumità, tu ti metti in un angoletto, non avevano i televisori, i monitor grandi, eccetera, le cabine di regia, però era un angoletto che si poteva vedere tutto e bene, e sentire anche i dialoghi. Però io per scrivere la biografia di Achille ho dovuto chiedere anche a lui la liberatoria, e quando gli ho detto, dice anche lui come Marte, perché poi quando sono guerrieri sono simili, perché la mentalità è la stessa, quando sono guerra con me, mi ha detto che taglio mi dai, del supereroe? Ho detto assolutamente no, ti descrivo come ti ho conosciuto e come sei. Lui si chiamava Ligirone, non si chiamava, e questo non lo dico io, non è una mia invenzione, si chiamava Ligirone, non Achille. E Ligirone vuol dire piangente in greco, e poi lo hanno trasformato in Achille perché piangente non era il caso che un eroe si chiamasse piangente. E di conseguenza io gli ho dovuto chiedere la liberatoria, e lui, quando gli ho detto che l'avrei scritto così, lui mi ha detto non se ne parla la liberatoria, non te la do. Io per evitare problemi legali con lui ho dovuto scrivere la presunta storia di Girone, di conseguenza non potevo scrivere la vera biografia di Achille. Ha risposto un po' in modo diplomatico, va bene. Ci possono insegnare tanto questi personaggi al giorno d'oggi? Beh sì, Achille, tornando al discorso suo, come ne esce, vogliamo aggiungere due cose, Achille non esce molto bene del complesso, perché così come gli dice Ettore, morente, dice se noi avessimo fatto una gara e ci fosse stata una giuria ti avrebbero squalificato perché dopato, perché non sei dopato
stimolanti anfetamine, ma sei corroborato da partigianerie divine, cioè c'hai gli dei che ti proteggono. E io le mie vittorie me le sono fatte tutte da solo, finché Ettore è stato in vita, Troia non è stata mai sconfitta. Di conseguenza l'uomo che aveva un solo punto debole non può uscire come l'eroe, il supereroe, però ne esce bene alla fine. Sapete perché? Perché lo sapete tutti, poi alla fine non andiamo a svelare un segreto, che alla fine anche Achille muore, e mentre muore si ravvede, mentre muore tra le braccia di Ulisse gli dice: ricorda, la pace è bella, la guerra non è giusta, ricorda sempre, mai ci sarà una guerra giusta. Di conseguenza questo ravvedimento finale, e uno che sta per oltrepassare quella sponda non può non dire la verità o non dire quello che pensa. Questo ravvedimento finale me l'ha fatto diventare simpatico anche lui, ed è questo il messaggio che bisogna, che anche lui non serve vivere una giornata da leone. La vita è bella in tutte le sue dimensioni caratteristiche, altri momenti, dolore, felicità, gioia. La vita è così, altrimenti sarebbe troppo monotono. Siamo giunti un po' alle considerazioni finali, qualche domanda anche un po' curiosa. Qual è il personaggio più politicamente scorretto? Guardate, sta proprio antipatico, io lo so. Perdente puro, perché uno che è guerrafondaio vuol dire che ha perso il ben della ragione, e uno che ha perso il ben della ragione è un perdente, uno che non cerca di trovare soluzioni ai problemi ma li affida alla spada, è un perdente. Marte è così, non posso farci niente, è così. Lei ha raccontato a me personalmente che diciamo, l'ispirazione arriva quando è spontanea e non è contaminata da interessi, soprattutto di tipo commerciale. E lei ha scritto questo libro infatti senza nessun pensiero di pubblicarlo, e questo forse è il segreto del successo e dell'ottima riuscita di questo testo? Non posso dire che sia riuscito ottimamente, perché quello lo sapremo per qualche tempo. Il discorso che fa lei è un discorso esatto, giusto? L'ispirazione, quando non c'ha nessun'altra cosa dietro, quando è spontanea, quando è scritto. Ecco, un mio amico qui, che stasera purtroppo non è presente perché aveva impegni, mi ha detto, mentre lo leggevo, pensavo te che ti stavi divertendo a scrivere. Esattamente così, io l'ho scritto non per divertirmi, vi ho detto prima, ma per trovare un po' di serenità. Io non avevo alcuna intenzione di pubblicarlo. Un giorno mia figlia l'ha mandato a una casa editrice, e testimone qua, la casa editrice mi è stato un anno appresso per farlo pubblicare. Alla fine non ho resistito alle insistenze sue, del poeta di cui abbiamo parlato prima, e di altri amici che hanno continuato a stimolare, fai, e faccio un ragionamento un po' più in grande. Lei, qualsiasi grande cantautore italiano, i suoi successi più belli sono quando lui scriveva per sé, non per la casa discografica. Perché se uno scrive per sé, per il proprio divertimento, c'è qualche possibilità che faccia divertire anche gli altri. Se uno scrive pensando solamente al portafogli, è difficile che possa fare felice gli altri. C'è gente che ci riesce. C'è gente che ci riesce, è vero, però non è, diciamo che non è affatto semplice, no? Io sono pienamente d'accordo con lei. Facciamo un'altra domanda, un'altra considerazione. Qual è la parte del libro alla quale è più legata, quella che invece l'ha impegnata di più? Allora, rispondo come ho risposto prima. Il libro è diviso in 3 sezioni, per me sono 3 gemelli, 3 figli gemelli, hanno lo stesso colore degli occhi, lo stesso colore dei capelli, lo stesso tratto di viso, non li distingo l'uno, tra l'altro non ci può essere uno più simpatico o non simpatico. La parte che mi ha impegnato di più, ovvio, è
filosofando, perché non si può andare a scherzare seppur seriamente su quei personaggi, e tra le altre cose non si può andare a scrivere su Aristotele delle cose che, se non dopo averle approfondite, perché uno non può dire cavolate, perché sono cose che sono scritte sui libri e uno non può dire cose diverse da quelle che sono scritte sui libri. Può dare una visione diversa, ma non stravolgere la realtà. L'abbiamo anche già accennato un po' di volte di quanto sarebbe bello che questo libro fosse distribuito ai giovani studenti, sarebbe veramente una cosa da fare. Io me lo auguro per me, ovviamente, perché vorrei vedere che diventerei il nuovo Polloni. Io glielo auguro. Grazie, ma non ci tengo, anche perché i Pinotti ce ne sono già parecchi. E per loro, e lo dicevo prima, se qualcuno, anche quelli un po' più recalcitranti, messi davanti a qualche cosa di spiritoso, di scherzoso, può darsi che vengano stimolati ad approfondire. Sono pienamente d'accordo. Voglio ricordare che il testo è stato presente al Salone del Libro di Torino. Anche questo è un bel risultato. Se l'aspettava. È stato presente al Salone del Libro di Torino, mi avevano invitato a presenziare, anche a fare qualche cosa di simile a quello che stiamo facendo adesso. Non ho potuto accettare per motivi che sono più importanti del Salone del Libro di Torino. Certo, immagino. Perché dovremmo leggere il suo libro? Io sono la persona meno adatta a cui fare questa domanda. Io farei questa domanda a chi ha già letto questo libro. Abbiamo qualche testimonianza qui che potremmo dare. Abbiamo diversi commenti. Abbiamo qualcuno anche un pubblico davanti a noi. Davanti a noi che l'ha letto e che ci può dire se è d'accordo o no con quei commenti. Poi magari se qualcuno vuole. Esatto. Allora io voglio leggere qualche commento. Carissimo, buonasera, un libro godibilissimo dall'inizio alla fine, ad incominciare dalla prefazione della signora Alberti sull'importanza di leggere un libro e per finire la prefazione di Pamela Michelis, che ha descritto in modo mirabile ed azzeccato un libro unico nel suo genere. Per andare al libro vero e proprio, devo dire che a parte l'inizio, filosofando, che tratta di un argomento per me un poco astruso, non ho fatto il liceo, e a dire la verità la filosofia non mi ha mai interessato più di tanto, la seconda e la terza parte è stata di una goduria inimmaginabile. Un libro arguto, intelligente, per tratti divertente ed irriverente, che ha avuto il pregio, per me che sono un sognatore ad occhi aperti, di dare forma e corpo a personaggi che fino ad ora erano solo nel mio immaginario. Infine, ma per me di estrema importanza senza essere ruffiani, mi auguro, anche se in minor parte, di essere stato anche io compagno del tuo viaggio. Grazie della tua amicizia, ti invio un abbraccio affettuoso, e lui è Elio. Un altro commento. Carissimo cugino, per quanto riguarda il libro ti dico semplicemente che la lettura è stata talmente piacevole che Mimma ed io lo abbiamo letto più volte. Ho il netto presentimento però che la tua avventura letteraria durerà a lungo e dopo la Chiliade sarà la volta dell'Ulissiade. Nessuno me lo leva dalla testa. Congratulazioni vivissime, un fortissimo e caloroso abbraccio. Questo è un tuo cugino. Gianni. Commento, un altro commento. Sto leggendo Tra i fauni corre voce e lo sto trovando molto gradevole, veramente un modo particolare di parlare di filosofia e miti. È un altro punto di vista visto con l'occhio di chi sta giocando. Questo agrodolce fra un argomento sempre trattato in modo serioso e l'allegria, a volte un po' canzonatoria del verso, porta il sorriso ma muove anche il pensiero verso lidi sconosciuti. Grazie ancora per il regalo e complimenti al tuo papà. Non conosco lo sto leggendo perché doveva fare un concerto, lo hanno rinviato per pioggia e ha letto il libro. Altro commento. Caro Francesco, ho finito di leggere il tuo libro di 163 pagine. Alcune considerazioni. 1. Il testo lo hai copiato a pagina 101 nel capitolo Festival Day. Non potevi trovare un testo più accattivante? Si riferisce al titolo, lui lo chiama testo, però il titolo, si vede che il titolo non gli è piaciuto. 2. Molto pertinenti e dotte le prefazioni di Alberti e Michelis, brave entrambe. Poi parla di filosofia
filosofando, circa 20 pagine che mi hanno impegnato poiché i miei studi non sono stati umanistici, ho combattuto con numeri, algebra, grafici, istogrammi, mi sono divertito lo stesso. L'Olimpo in versi, 70 pagine di vero spasso, a Giove potevi dedicare qualche pagina supplementare, a Proserpina 5 pagine non sono troppe, forse te lo ha imposto l'FB Day? Anche a Vesta per il suo compleanno hai dedicato un trattamento speciale, giudizio ottimo e simpatico. Achilliade, con Achille, Elena, Patroclo, Ettore, Ulisse, eccetera, mi hai fatto fare un tuffo nei banchi della scuola media di Cosenza, passati 70 anni circa. Strofe intrecciate e simpatiche come gli impacchi e il bibitone del dottor Marapaone. In conclusione, posso confermarti che non mi sono annoiato. Mi ha fatto piacere leggere il tuo libro. Per la prossima edizione puoi cambiare il titolo e ne trovi uno più accattivante, con colori più vivaci. Un forte abbraccio e saluti a moglie e figlia. Lui è Mario. E poi ancora abbiamo, finalmente a 70 anni sto imparando in allegria la mitologia. Nota la rima. Prequel è fantastico, la moglie di Nettuno con l'artrite è il top. Ho votato per Apollo che esegue i pezzi di Sant'Anna. L'indagine affidata all'FB Day è da caccottarsi. Questo era Gianni. Ho letto 2 volte il tuo libro, l'ho trovato splendido, sarcastico, capace di rendere attuali i miti e le leggende. Complimenti veri e sinceri. Ripeto, complimenti sinceri da Aldo. Sicuramente uno dei libri che mi sono piaciuti di più quest'anno, assolutamente consigliato per chi vuole leggere qualcosa di colto, scritto in maniera magistrale eppure semplice. E adesso lascio a lei la parola perché c'è un altro commento che vuole leggere lei personalmente. Questo è una lettera che mi ha scritto un amico, un caro amico. Dice: carissimo dissacratore di testi classici, un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti. Sai quanto ci tenevo a essere lì con te e con voi, ma purtroppo non mi è stato possibile. Ho letto e coccolato la tua creatura e senza rubarmi molto tempo voglio dirvi te, filosofando. Dopo aver letto le tue reverenti annotazioni sono andato a ripescare il testo di filosofia che utilizzavo al liceo. Era più impolverato del tuo, ma di irreverente non c'era proprio niente. L'ho rimesso al suo posto dicendogli: continua a prendere polvere, non ha retto il confronto. Dei e miti. Hai composto una moderna teogonia, ma anche qui gli dei di Esiodo, con tutto il rispetto che merita il grandissimo poeta di Cuma Eolica, non reggono il confronto con i tuoi. Quelli forse perché erano greci, di conseguenza seriosi al limite della pallosità, mentre i tuoi, forse perché latini, sono maldestri e cacciaroni, come lo sanno essere solo i romani. Prequel, scrive, meraviglio, sono gusti. Aurora l'hai dipinta bene. Proserpina, un bel quadretto, un bel poemetto pieno di delicatezza e amore filiale, in particolare la figura di Giove nella veste di Pacere. Vulcano, sono rimasto affascinato forse troppo da questo tuo dio brutto e zoppo. Festival Day. Ricordi quando da giovane organizzavi festival nella nostra città? Mai avrei immaginato che ne avresti organizzato uno e di successo anche all'Olimpo. Achilliade. Hai maltrattato e demolito Achille che è un mio mito, però mi è piaciuto lo stesso. Complimenti, hai realizzato una bella opera, frutto di buona preparazione, grande sensibilità e godibile per la sua ironia. Permettimi infine un suggerimento: non fermarti qui. Prova con le coppie celebri tipo Orfeo Euridice, Nearidone, Caino Abele, Tristano e Isotta, Giulietta e Romeo. Prova a dissacrare anche questi miti. Prova a farci divertire ancora. Mimmo. Allora, siamo giunti veramente alla fine, signori. E allora, vuole fare qualche ringraziamento? No, prima sentiamo se c'è qualcuno di loro che ha letto il libro, se la sente di volere commentare, perché è giusto dare la parola anche a chi ha letto il libro, perché altrimenti è autocelebrazione. Io vi raggiungo, vediamo se si sente, immagino che sì. C'è qualcuno di voi che ha letto questo libro e vuole dire qualche cosa al nostro Francesco? Può fare qualche domanda? Lei ha letto, signora, questo libro? L'ho letto, ma mi pare che è già stato detto tutto, di cui non si può dire. A lei è piaciuto? Molto, mi sono molto divertita, ho rispolverato tutti i miei ricordi della mitologia, della filosofia.
Grazie, allora io mi avvicino alla figlia del nostro Francesco e alla moglie. Il nostro Francesco, la famiglia è tanto importante per voi, è un vero e proprio è un valore che avete veramente declinato in modo sempre più importante, si è sentito un po' in tutta quanta l'intervista. Che cosa vuole dire al suo papà? Io sono assolutamente una fan di mio padre e trovo che questi argomenti siano di difficile trattazione, però lui è riuscito a renderli leggeri. È un libro spiritoso e sono molto molto fiera di quello che ha prodotto, perché comunque secondo me c'è valore. Poi cito un cantante moderno, non De André, più sei leggero meno sei superficiale, e questo secondo me è fondamentale, questo è il motto del libro di mio padre. Una figlia che tutti i padri... Una figlia che tutti i padri vorrebbero avere come figlia, ma solo quei padri che non hanno figli, perché chi ha il proprio figlio vuole il suo figlio, così come... C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda al signor Francesco? Se no continuiamo e concludiamo. Allora possiamo concludere. Nella prefazione di Barbara Alberti si legge che il libro offre due beni contrastanti che in esso si fondono. Ci trovi te stesso e insieme una tregua dall'identità. Possiamo chiudere secondo lei con questa frase, con il suo pensiero sulla lettura? Come dare torto a Barbara Alberti, che ringrazio anche per la prefazione, una delle due prefazioni. Non ho altro da aggiungere, vorrei solamente ringraziare, così la chiudiamo. Vorrei confermare i ringraziamenti che ho già fatto a Milena, mia moglie, perché durante quel periodo mi ha sopportato, ma più che altro ha sopportato la mia assenza, perché ovviamente a scrivere non ero sempre presente, anche se ero in casa. Mia figlia Viviana, che mi ha supportato molto spontaneamente, ma mi ha supportato soprattutto a livello tecnologico, a livello. Voglio ringraziare, come dicevo prima, il colpevole di questo misfatto, che il poeta Giovanni Carasuli, forse senza le sue insistenze e quelle di mia figlia, forse non lo avrei, e di qualche altro amico, forse non lo avrei pubblicato. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dedicato un po' del loro tempo leggendolo. Voglio ringraziare chi mi vorrà dedicare un po' del proprio tempo leggendolo. Voglio ringraziare di cuore tutti voi, perché senza di voi questa serata, che spero sia stata simpatica, non ci sarebbe stata. Grazie a tutti. Grazie a